Un signor Bruschino portato al Teatro Olimpico di Vicenza, la vediamo dopo l'allestimento fatto anche alla Fenice. Beh sì, diciamo che l'allestimento alla Fenice ovviamente era ambientato, era collocato in un teatro, quindi aveva un allestimento vero e proprio e quindi, come dire, aveva una dimensione visiva oggettivamente diversa. Qui inevitabilmente dobbiamo confrontarci con quello che è la presenza imponente, la presenza che non si può da cui non si può prescindere del Teatro Olimpico. Quindi inevitabilmente la sfruttiamo, giochiamo con anche le prospettive dello Scamozzi e con questa dimensione che è una dimensione inusuale. Il concetto di spettacolo fondamentalmente rimane, nel senso che comunque è uno spettacolo che trae spunto un po', come dire, dalla tradizione della pratica teatrale italiana e quindi, come dire, privilegia un gioco teatrale tutto sommato non di grandissima invenzione, ma sicuramente di grande abilità interpretativa. La collaborazione con Titta Rigon? Ma insomma, al di là del fatto che con Titta abbiamo già fatto tante cose, per cui insomma ci conosciamo da una vita, lavoriamo insieme, diciamo che curiosamente, come dire, quei magici momenti, quelle cose che solo nel teatro, la magia del teatro, ci troviamo anche sui discorsi di fondo, sul ritmo, come dire, sull'astrazione teatrale di cui Rossini è inevitabilmente, come dire, il genio ispiratore. Insomma, su tanti temi che poi portano allo spettacolo la pensiamo nella stessa maniera, quindi inevitabilmente gli spettacoli che facciamo insieme hanno sempre una costruzione coerente e complessivamente credibile e verosimile. Credo che anche questa volta assisteremo a una cosa del genere. Gli attori? Allora, qua diciamo che non si scherza, nel senso che proprio perché è vista da questo punto di vista, il cantante, l'interprete, l'attore non ha, come dire, non ha alibi, è sul palcoscenico e semmai viene stimolato a mostrare tutto il suo gioco, la sua capacità interpretativa, che poi è quella che si ricollega al grande teatro all'italiana, al limite anche alla commedia dell'arte, eccetera, cioè la grande bravura dell'attore. E qua credo di aver trovato un gruppo anche giovane di ragazzi che hanno le carte giuste da giocare.